La Procura di Enna ha chiesto il rinvio a giudizio di 14 indagati tra politici, funzionari amministrativi e membri dell'organo di revisione per falso in atto pubblico aggravato nell'ambito delle indagini della Guardia di Finanza sui bilanci del comune di Leonforte, in dissesto dal 2015 e ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Dagli accertamenti fatti dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Enna sarebbe emerso che gli indagati nell'esercizio delle pubbliche funzioni ricoperte avrebbero formato e certificato false previsioni di entrata, prive di motivazione o basate su provvedimenti illegittimi, nonché scientemente sottostimando previsioni di spesa con l'occultamento di vari debiti a carico dell'ente. Questa è la tesi dell'accusa, che avrebbe fornito una falsa rappresentazione dei risultati di gestione per gli anni dal 2015 al 2019, al fine di celare l'effettivo deficit finanziario del comune di circa 6 milioni di euro in cui versava, divenuto nel tempo così strutturale. Ad analoghe conclusioni è giunto il consulente d'ufficio nominato dalla Procura della Repubblica, appartenente all'Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria dello Stato, dopo un'attenta verifica amministrativa contabile dell'ente. L'approvazione dei falsi bilanci per il periodo che andava dal 2015 al 2019, spiega la Procura di Enna, avrebbe compromesso innanzitutto le corrette valutazioni da parte della sezione di controllo della Corte dei Conti, permettendo al Comune, in assenza dei requisiti necessari, di proseguire nella procedura di risanamento approvata nel lontano 2015, con il piano pluriennale di riequilibrio finanziario e con l'invio alla Ragioneria Generale dello Stato di certificazioni fasulle redatte ai fini di pareggiare il bilancio, di effettuare spese maggiori rispetto a quelle consentite, pari ad almeno 1,5 milioni di euro, sfuggendo all'applicazione delle sanzioni previste dal cosiddetto patto di stabilità, che limitava le spese dell'ente al fine di prevenire eventuali potenziali danni erariali, per i quali è stata comunque rimessa la valutazione alla competente magistratura contabile.